Ha manifestato i primi sintomi a metà della settimana scorsa il dipendente del comune di Montegrotto, risultato positivo al coronavirus in servizio presso l'ufficio servizi demografici. Immediatamente sono stati sottoposti a tampone anche i contatti stretti e i colleghi. Anche tra quest'ultimi uno è risultato essere contagiato, altri invece sono risultati negativi. Un focolaio che ha fatto scattare le misure previste dal protocollo. L'ufficio è stato chiuso e lo sarà fino a venerdì sulla base dell'ordinanza firmata dal sindaco Riccardo Mortandello per eseguire la sanificazione dei locali e di tutti gli uffici comunali. Una situazione sotto controllo, spiega il primo cittadino. Tutto l'ufficio è dotato di un plexiglass ancora prima dell'emergenza Covid, dove di fatto c'è una barriera tra l'utenza e chi fornisce appunto i documenti, soprattutto legati all'anagrafe e tutta questa documentazione. I cittadini devono sentirsi tranquilli, però sappiamo benissimo che il virus, a prescindere dal nostro ufficio, sta girando sul territorio e quindi è dovere di tutti, qualora ci fossero dei sintomi o si fosse entrati in contatto con delle persone positive a stretto contatto, di adottare tutti i procedimenti necessari. I servizi erogati dall'ufficio demografico non si fermano, assicura inoltre il sindaco. Però nel frattempo, se c'è bisogno di Brava. documentazione, gli uffici lavorano anche in smart working, nel senso che le persone che sono a casa comunque garantiscono l'operatività della documentazione che firmerò io in quanto responsabile e che verrà comunque consegnata dall'ufficio protocollo che è aperto, che comunque è aperto come tutti gli altri uffici del comune.